Madre di Dio e Madre nostra, il popolo di Ploaghe qui prostrato ai tuoi piedi, comunità religiosa e civile, ancora una volta alza gli occhi verso i tuoi misericordiosi, certo di essere così custodito da uno sguardo di bontà materna, memore della tua costante e gratuita protezione, da te mostrata nello scorrere dei secoli, segno di quella fedeltà al mandato materno che hai ricevuto sul Golgotha dall'alto della croce. Ti chiede fidelmente che il lume della fede non si estingua nelle nostre case. Non ci raffreddi mai la carità. O Madre benedetta, vigila sulla nostra cara comunità come un giorno facesti a Cana di Galilea, prevenendo il nostro domandare e soccorrendoci con la tua potente intercessione. I candelieri, simbolo della nostra secolare devozione a te, o Madre, siano ancora quei fari che guidano la navicella della nostra esistenza al porto sicuro del tuo cuore immacolato. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. E anche questa volta, fratelli, il voto è sciolto. Ringrazio per la loro presenza le autorità civili, le autorità militari, la polizia municipale che ha reso fluido e sicura la nostra processione. Ringrazio i portatori dei candelieri, i portatori di via distinzione, lo ridico un'altra volta. Sono accettate anche le quote rosa, ho detto l'altra volta. Ringrazio le pioniere dell'Assunta e quanti a diverso titolo, e sono tanti, contribuiscono alla realizzazione di dello scioglimento di questo voto che avrà lunedì prossimo la sua felice conclusione. E adesso disponiamoci alla benedizione. Il Signore sia con voi. Intercedente la Vergine Maria Assunta, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Viva la Madonna!
Dai,